Rieccoci nella puntata speciale con il governatore del Veneto Luca Zaia. Allora, abbiamo già parlato di tante cose, cerchiamo di essere... parleremo di un'altra interessante. Prima di iniziare a parlare, però faccio vedere questo servizio. Prego. Che è molto interessante. Andiamo a vederlo. L'immigrazione cambia l'Europa. Il 29 giugno 2015 l'Inghilterra decide il primo sbarramento a Calais. Il 24 agosto un secondo sbarramento viene innalzato tra Bulgaria e Turchia. Il 28 agosto l'Estonia prende lo stesso provvedimento. Il 13 settembre la Germania intensifica i controlli al confine con l'Austria. Il 14 settembre l'Ungheria innalza una barriera con la Serbia e quindi con la Croazia. Il 10 novembre è la volta della Francia che rafforza i controlli sui confini. Quindi l'11 novembre la Slovenia chiude con la Croazia. Il 27 novembre aumentano i controlli tra Norvegia e Svezia. Il giorno dopo la Macedonia innalza una barriera con la Grecia. Il 4 gennaio 2016 la Svezia intensifica i controlli con la Danimarca e questa con la Germania. Il 19 gennaio l'Ungheria chiude con la Romania. Il 17 febbraio tra Austria e Slovenia è parzialmente chiuso un altro confine. Ha visto? Sì, intanto faccio i complimenti per il servizio, perché sembra una banalità, ma ci avete dato uno spaccato di quello che è accaduto. Perché io lo dico sempre, c'è una decina di stati membri in Europa che comunque ha già fatto morire Schengen, no? Cioè dice, sono tornati alle loro frontiere. Questo servizio ci dà anche una dimensione con che rapidità. Lì di mezzo c'è uno Stato mai citato che è l'Italia. C'è un governo che dice porte aperte, venite tutti. C'è un governo che ha sempre sostenuto che è un valore questa immigrazione. C'è un governo che si dimentica di dire ai cittadini italiani che noi non stiamo erogando solidarietà a profughi che scappano dalla morte e dalla fame. Ci sono anche quelli e sarebbe disdicevole, disumano, per nulla etico abbandonare le persone che scappano dalla morte e dalla fame. Vanno ospitate, vanno curate, vanno rifocillate, vanno... Certo. Però il problema è che questo governo si dimentica di dire ai cittadini che 2/3 non sono profughi. Vuol dire che ogni anno mediamente arrivano in Italia 200.000 immigrati, quindi almeno 140-150.000 non sono scappati dalla morte e dalla fame. Sono migranti che vanno in giro per il mondo e molto probabilmente proprio perché non trovano le frontiere degli Stati Uniti in Italia, ma trovano quelle italiane che sono inesistenti, arrivano qui senza tanti problemi, senza tanti casini, senza tanti visti e addirittura quando hanno messo piede sul territorio nazionale vengono, come si può dire, vengono sicuramente soccorsi e poi alimentati e seguiti per molti mesi grazie a un intervento di 35 euro al giorno che viene dato alle cooperative che si occupano di questo. Questo è quello che accade. Certo, ma cosa succederà? Che ritroveremo le frontiere con le dogane? Ritornerà la vecchia Europa? E cosa succederà? Guarda, le faccio una domanda alla quale mi do anche la risposta. Ma secondo voi tutti questi flussi sarebbero arrivati se avessero saputo che l'Italia controlla i propri confini? No, questa è la verità. Ma la verità ancora è che se arrivano qui sul territorio dei cittadini, noi sappiamo che fanno domanda per avere il riconoscimento dello status di rifugiato, dire dimmi che sono un profugo, che ho diritto a stare in Italia. Bene, dopo un anno 2/3 gli dicono no, tu non sei profugo, devi tornare a casa tua. Allora il terzo che è profugo sa che fine fa? Viene messo in strada, perché non vale più 35 euro al giorno. Perché è in attesa dello status di rifugiato. Quindi il terzo che sono profughi vanno in strada e debbono arrangiarsi. I 2/3 che hanno avuto il diniego, cioè dopo un anno gli hanno detto no, fanno ricorso e restano qua minimo un altro anno e valgono 35 euro al giorno. Ma io mi dico un paese che non è in grado di rimpatriare nessuno, che è talmente piccolo che deve prendere atto che tutta l'Africa in Italia non ci può stare. Come può continuare a accettare questa storia? E come possiamo accettare di restare in un'Europa che si gira dall'altra parte? Davanti a questo servizio che ci dice che abbiamo tutte le frontiere ormai innalzate, significa che l'Italia è sola. Significa che quell'Europa alla quale qualcuno ha dato il premio Nobel qualche anno fa per la pace, gli va tolto il premio Nobel per la pace. Perché il muro del Brennero, che è l'ultimo muro del quale si parla tanto, è il segno di un'Europa che non esiste più.
è di un governo che non ha credibilità. Ma non siamo responsabili, Luca Zaia, anche noi nel PE, nel Parlamento europeo, di quello che succede in Europa? Le faccio un esempio. Gli altri stati, quando ci sono le varie giunte, si riunisce il Parlamento, i vari stati sono uniti. Faccio un esempio, se c'è da decidere sui profughi, è un esempio, la Germania, i parlamentari, gli onorevoli, gli europarlamentari sono tutti uniti. Gli italiani, che sono 73 in Europarlamento, sono divisi tra di loro per via dei partiti. Possibile che noi in Italia non andiamo in Europa anche uniti almeno in questo, domanda, e essere uniti anche sul problema dei profughi? È giusta la sua considerazione, ma c'è poco da far sintesi. In Europa tra i 73 parlamentari ci sono dei parlamentari tipo quelli del mio partito che dicono basta, e altri che dicono che sono un valore tutti questi immigrati che arrivano. Ma perché noi italiani non ci uniamo in quello che dice o la Lega o qualsiasi altro partito di andare in Europa uniti per essere più forti in Europa? Ma perché non si riesce a fare? Perché sono agli antipodi come visioni. Allora tu non puoi dar del razzista a un cittadino che si preoccupa. C'ho la caserma di Icona, il caserma Zanusso adesso di Oderzo che è di queste ore e altre realtà. La verità è che abbiamo un problema contingente perché ogni anno arrivano questi immigrati, no? Arrivano sempre in maniera più copiosa, hanno capito che il ventre molle dell'Europa è rappresentato dall'Italia. Dall'altro la mia preoccupazione da cittadino non è quella di oggi, onestamente potrei anche dire vabbè è quella di un'ospitalità di un mese, 2 o 3, il problema è che tutti questi cittadini del mondo poi fra 5-10 anni cosa rappresenteranno per i nostri territori? Mi spiego, e glielo dice un cittadino, la guardo nelle palle degli occhi, che è stato educato nella mia famiglia che quando passava il marocchino, ero bambino, passava il marocchino e sono al campanello per vendere tappeti una volta. No? Ha salvato un albanese, coincidenza. Noi abbiamo conosciuto l'immigrazione nelle campagne venete conoscendo il marocchino, è stato il primo immigrato che noi abbiamo conosciuto, con la pelle un po' scura, no? Non era neanche dell'Africa centrale. Certo. Bene, a casa mia c'era l'abitudine quando suonava il marocchino di passaggio, si aprisse la porta e si ospitasse a pranzo. A casa mia si ragiona così, ma non è un mistero. Allora io dico, alla luce di tutto questo, noi dobbiamo pensare che abbiamo avuto cittadini, e penso alle associazioni di categoria, io me lo ricordo quando ero presidente della provincia, che sostenevano che il modello di integrazione era quello di creare proprio dei fabbricati per gli immigrati lavoratori, fare dei quartieri, addirittura qualcuno portò addirittura i sindaci a Bruxelles a fargli vedere come si integrano bene in questi quartieri. Sono gli stessi quartieri dove oggi non entra più la polizia e dove hanno fatto gli arresti di terroristi. Allora, io dico, è vero che non tutti i musulmani sono terroristi, però è vero che tutti i terroristi sono musulmani e questo è un dato di fatto. E quindi la medicina? La medicina qual è? La medicina è un'integrazione di qualità, la medicina è il rispetto delle regole, la medicina è non dividere i cittadini in base al credo religioso, alle scelte sentimentali, al colore della pelle, ma bisogna che ci sia rigore. Noi, guardi, ma si metta nei panni dei poliziotti, delle forze dell'ordine. Noi ci confrontiamo con dei cittadini del mondo che arrivano da paesi nel quale, applicando la Sharia, per il furto il venerdì ti tagliano la mano. Vengono qua e se tagliano la mano a qualcuno, tagliano al poliziotto che li arresta perché magari li ha strattonati. Io non sono per il taglio della mano, non sono neanche per la pena di morte, però dico, il confronto anche culturale con questi popoli non può essere così banalizzato e ridurlo a una festa delle culture. Certo. Cioè, qua bisogna cominciare a dire che noi siamo i padroni di casa e l'ospite, come accade sempre, chiede permesso, rispetta le regole di casa e se non si comporta bene deve essere rimandato a casa sua. Cosa ne pensa secondo lei la gente su queste, non chiusure delle frontiere, ma queste barricate che vengono messe? Cosa ne pensa? No, la gente pensa che le frontiere oggi siano una necessità. Allora io penso, io non dico che Brennero fa bene, i cittadini austriaci difendono i cittadini austriaci. Penso che l'Italia, noi l'abbiamo invocato ormai da 2 o 3 anni con questo governo e con la maggioranza di centrosinistra che governa questo paese, ricordo dal novembre 2011, qua nessuno si ricorda più niente, quindi andiamo verso il 5º anno di governo. Io dico, se noi avessimo chiuso le frontiere, avessimo imposto dei controlli, molto probabilmente qualche risultato si sarebbe avuto. Qual è la soluzione? Gliela do la soluzione e vedrà che passerà un mese, un anno, 2 o 3, ma si finirà lì. Campi di prima accoglienza in Nord Africa,
gestiti dalla comunità internazionale, lì si dà da mangiare, lì si rifocilla, si cura, i veneti potrebbero essere i primi a portare i propri medici, lì si identificano i profughi veri e da lì si garantisce il corridoio umanitario. Sentiamo cosa dice la gente, noi siamo andati a intervistare la gente, sentiamo cosa dice Prego. in merito a questa chiusura o queste barricate che ci sono alle frontiere. Come giudica la chiusura della frontiera austriaca per l'emergenza migranti? Ma dico che è un fatto molto serio e su cui dobbiamo molto riflettere. In particolare direi che decisioni di questo genere dovrebbero essere prese a livello europeo e non dei singoli stati. Certo che questa è una situazione che potrà danneggiare l'Italia, in quanto che questi migranti verranno bloccati in Italia e non potranno più circolare. Beh, devo dire che non sono assolutamente d'accordo, non mi sembra giusto, ci sono anche degli accordi internazionali insomma, da rispettare, no, direi proprio di no. Non so. Troppo rigidi loro o troppo permissivi noi italiani? Troppo rigidi loro e noi italiani anche molto troppo permissivi. Penso sia una cosa un po' stupida perché dal punto economico è un po' un danno per l'Italia, visto che poi ci saranno code monumentali al Brennero, quindi mi sembra una cosa, appunto ripeto, un po' stupida e affrettata. L'Austria di certo non pensa agli interessi italiani. Ma io invece sì, quindi no, ma anche, cioè, è stupido anche per loro perché nell'altro senso i tir che vengono dall'Austria all'Italia è un danno reciproco. Non sono d'accordo perché casca tutto, casca l'Europa se chiudiamo le frontiere. È una cosa comunque da decidere a livello europeo, non penso che un singolo Stato possa decidere di fare, disfare, chiudere o aprire, cioè, tutto sommato è un'emergenza, cioè non è che chiudendo una frontiera si risolvano le cose. Penso che stia scherzando, già fa una cosa assurda nel chiudere la frontiera e poi come può venire in Italia a fare il controllo essendo un altro Stato? Io non sono d'accordo con la chiusura delle frontiere, io penso che l'Europa intera avrebbe dovuto pensarci prima e cercare di trovare una soluzione, ma tutti insieme, non ogni Stato per conto proprio. Una considerazione, Luca Zaia, prima di commentarle. Tutte le persone che abbiamo intervistato sono a conoscenza dei problemi, delle volte dicono sono distanti dalla politica, sono distanti dai problemi d'Italia. Invece tu vai a intervistare le persone e tutti comunque dicono la loro, in un lato e nell'altro, troppo permissivi noi italiani, troppo rigidi gli altri, però tutti sanno. Ecco, al di là di questa parentesi, come giudica il pensiero della gente? Ma che il pensiero comune, il pensiero che abbiamo tutti noi, no? Ne viene fuori l'inesistenza dell'Europa, viene fuori chiaramente, no? Dovevamo decidere tutti assieme, l'Europa deve fare, non è possibile che ognuno si muova per conto suo. Ne viene fuori l'atteggiamento degli austriaci che difendono i loro cittadini e l'Italia non i suoi, ma soprattutto ne viene fuori una posizione che è univoca tra tutti, che è di disorientamento, no? Cioè, ma anche, lo si vede anche nelle gestualità in queste interviste, no? Uno dice vabbè sì, sta frontiera, non ho capito. Io vorrei fare un emendamento su sto servizio. Mi permetto di dire, se questi cittadini avessero visto il vostro servizio di apertura sulle frontiere, molto probabilmente avrebbero avuto un'immagine compiuta. Non l'abbiamo fatto vedere. Perché purtroppo per noi passa sempre, come diceva Bernacca. Mi è rimasto impresso quel servizio? Sì, mi è rimasto impresso perché è fatto bene, ma è utile anche per me, no? Io mi ero perso alcuni passaggi. E Bernacca diceva sempre che l'uomo non ha memoria storica, dice mai è stato tanto caldo come quest'anno, no? Mai vista tanta pioggia così. E rischia che per noi le frontiere siano il Brennero, ma ce n'è una decina prima che hanno chiuso. Cioè questa è la follia, no? E l'Italia continua a ricevere, cioè tu hai il lago, il bacino di laminazione che ti salva la città, che ormai è pieno d'acqua, certo, e continui a ricevere perché nessuno apre più le chiuse per far uscire l'acqua. C'è una roba allucinante. Come territorio diciamo che arrivare in Italia è anche l'ideale per i profughi, per i clandestini, insomma arrivare qui è... Sì. Se li facciamo arrivare, sì. Se li facciamo arrivare, ovviamente. Ma se li ospitiamo in centri di prima accoglienza, non in Italia, li abbiamo fatti in Afghanistan, li abbiamo fatti in Libano, per cui non si venga a raccontare che non si può. Però da quel servizio che voi avete fatto vedere prima, giustamente, fatto bene sulle frontiere, ne viene fuori che il Brennero e Austria chiude, che Slovenia di fatto ha chiuso assieme a Croazia e a Ungheria. Quindi tutto Vuole che lo rivediamo?
Ma guarda, se vuol farlo rivedere, è utile ai cittadini. Lo facciamo rivedere. La Francia chiude, vuol dire che l'Italia è un cul-de-sac. Lo facciamo, governatore, lo facciamo rivedere, lo chiedo a lei gentilmente se può riproporci il servizio alle chiusure frontiere. Andiamo a vederlo. L'immigrazione cambia l'Europa. Il 29 giugno 2015 l'Inghilterra decide il primo sbarramento a Calais. Il 24 agosto un secondo sbarramento viene innalzato tra Bulgaria e Turchia. Il 28 agosto l'Estonia prende lo stesso provvedimento. Il 13 settembre la Germania intensifica i controlli al confine con l'Austria. Il 14 settembre l'Ungheria innalza una barriera con la Serbia e quindi con la Croazia. Il 10 novembre è la volta della Francia che rafforza i controlli sui confini. Quindi l'11 novembre la Slovenia chiude con la Croazia. Il 27 novembre aumentano i controlli tra Norvegia e Svezia. Il giorno dopo la Macedonia innalza una barriera con la Grecia. Il 4 gennaio 2016 la Svezia intensifica i controlli con la Danimarca e questa con la Germania. Il 19 gennaio l'Ungheria chiude con la Romania. Il 17 febbraio tra Austria e Slovenia è parzialmente chiuso un altro confine. Eccolo qua. Allora, l'immigrato arriva in Italia, Francia no, Slovenia no, Ungheria no, Croazia no, Austria no, poi civilissimi paesi del nord Europa, cioè l'avete visto il servizio? Norvegia, Svezia, Danimarca, Estonia, cioè ne viene fuori che gli unici che hanno le porte aperte siamo noi. Vabbè. Io la ringrazio, lei ha fatto rivedere il servizio, è stato utile anche per me. Va bene, allora invece un altro tema, abbiamo parlato anche di questo, un altro tema è una regione sicura per quanto riguarda la sicurezza del Veneto, il caso Stacchio, tanti altri, poi vorrei parlare di tante cose però il tempo è quello che è, però iniziamo, il Veneto è una regione sicura? Diciamo che potrebbe essere più sicuro se dessimo risorse alle forze dell'ordine e facessimo, guardi, le faccio 4 proposte a costi zero che si possono fare in una mattinata anche distraendosi in Parlamento. E consideriamo ovviamente che abbiamo dei parlamentari pagati profumatamente che potremmo far lavorare, ma in una mattina. Le dico subito le 4 proposte di legge, un articolo per legge, ci mettiamo pochissimo. Prima, legittima difesa. Chi ti entra in casa, se non ha suonato il campanello o domandato il permesso, sa che è in un'area che è militarizzata, perché dobbiamo mettere nelle condizioni i cittadini di poter difendere se stessi, i propri familiari e le proprie proprietà. Io non penso che il futuro della nostra comunità sia quello di dormire col revolver sul comodino, però in questa fase la legittima difesa, fra l'altro col modello francese, non è che siamo andati a prenderla in qualche paese sfigatissimo in giro per il mondo, ma modello francese. 2, questo si fa un articolo, basta un articoletto. La seconda, inasprimento delle pene, perché se tu commetti un reato devi avere più pena, perché se no finisce che diventa uno sport. Se vieni da un paese nel quale ti tagliano la mano per il furto e arrivi qua e ti danno la mano e ti dicono scusi se l'ho arrestata, ma le do un dato, i furti quest'anno sono stati 230.000, gli arrestati sono stati il 6% e il 66% sono immigrati. Non dico niente, ognuno faccia le proprie valutazioni. 3.000 rapine in villa. Ma secondo lei, se fossi in un paese nel quale l'inasprimento della pena fosse veramente forte, uno dice, ma vediamo l'intervista ai ladri, no? Che dicono, ma tanto cosa vuoi che ti facciano? Non ti fanno niente. È verissimo. Allora, legittima difesa, inasprimento della pena, un altro articoletto. Terzo articoletto, certezza della pena, perché io ti inasprisco la pena, cioè se rubi non è che ti do 1 anno, te ne do 5, ma te la do anche certa, cioè non ti faccio stare a casa perché fino a che non hai accumulato un po' di cose, no, tu vai subito in galera. Negli Stati Uniti, se lei guida in stato di ebbrezza, viene arrestato, la pena cos'è? 1 notte in galera, vai 1 notte in galera, non aspettano la sommatoria per arrivare ai 5 anni di condanne. Quindi, legittima difesa, inasprimento della pena, certezza della pena, e l'ultima qual è? Carta bianca alle forze dell'ordine. Cioè, noi non possiamo togliere il codice penale alle forze dell'ordine e dare il galateo. Non possiamo vedere le scene che vediamo. Cioè, avete visto il Brennero? Sono andati a protestare al Brennero. Avete visto in quanti istanti hanno cominciato a manganellare? Io dico, non entro nel merito chi avesse ragione o torto, dico, avete visto l'operatività e la libertà che ha quella polizia? Cioè, da noi guardi la TV, dici, ma perché non si difendono? Prendono sassate, sputi
insulti i poliziotti e non possono difendersi. Addirittura se si difendono poi sono quelli che diventano colpevoli. Ma guardi che gli esponenti di questo governo propongono che si metta la matricola nei caschi dei poliziotti che fanno l'ordine pubblico. E uno dice, vabbè, matricola, sì, per identificare chi usa il manganello, diciamolo fino in fondo, per capire chi commette qualche, cioè da qualche manganellata. E allora dico, vabbè, se questo è un paese, quindi quattro articoli, anche una legge sola, un paio d'ore. E sai qual è il bello di questi 4 articoli? Costo zero. Zero. Al di là di questo, com'è attualmente la legge, che sicuramente non è delle migliori, il Veneto è una regione sicura secondo lei? Guardi, noi dobbiamo ringraziare tanto le forze dell'ordine che abbiamo qui, che ci mettono passione, sono attaccate al territorio, difendono questa sfida, però è sempre più difficile, mi rendo conto, perché quando tu in una provincia hai qualche pattuglia solo di notte che gira, quando sai che i poliziotti e le forze dell'ordine hanno difficoltà anche con i rifornimenti del gasolio e della benzina. Lo dico, qualcuno quando io ero ministro ci accusava di questo. Io ho finito di fare ministro nel 2010, sono passati 6 anni, vorrei capire cosa hanno fatto tutti gli altri, no? Che allora ci dicevano che le forze dell'ordine avevano pochi finanziamenti. Adesso che governi te da 5 anni, perché non glieli dai questi finanziamenti? Ma ci sono? Perché al di là di questa storia, lei è stato che ministro, che l'Italia, le regioni, i comuni hanno pochi soldi, poi ti accorgi che quando servono per chi ne ha voglia o per chi ha degli interessi, i soldi ci sono e vengono sempre fuori, o da una parte o dall'altra vengono sempre fuori. Ma alla fine ci sono o no? Guarda, io vedo tutti questi accordi che il Presidente del Consiglio sta firmando con le regioni del Sud, il patto per la Calabria, il patto per la Campania. Io firmerei per commissariare queste realtà e fare in modo che tornino a casa i soldi. Cioè, ma scusi, io non c'ho niente contro i governatori e contro quelle regioni, per carità, c'ho anche buoni rapporti. La verità è un'altra, che noi sappiamo che in Italia, nella pubblica amministrazione, si sprecano 30 miliardi all'anno. 22.000 forestali in Sicilia, 400 in Veneto. Certo. Una garza in Veneto costa 600 volte percentuali in meno rispetto ad altre regioni d'Italia. Un pasto in ospedale in Veneto 6,5 euro, 60-80 euro in giro per l'Italia. Cubano 30 miliardi di euro. Per dirla banalmente, se la pizza margherita costa 5 euro, deve costare 5 euro in tutta Italia, no? Tu non è che mi puoi chiedere rimborso, invece il Veneto te chiede rimborso per 5 e tu sei in un'altra regione d'Italia e mi chiedi 80 euro della pizza margherita. Bene, 30 miliardi, sa quanti sono 30 miliardi? È 1/3 dell'interesse sul debito pubblico. Cioè vuol dire che noi avremmo già risolto tutti i nostri problemi. Assolutamente sì. Continuiamo a pagare sprechi in continuazione, è una vergogna. L'ultima viene ho letto pochi giorni fa sui giornali, sui quotidiani, e gliela faccio questa domanda, no? La mafia sui lavori del passante di Mestre. Ecco, c'è la mafia in Veneto, governatore? Lo chiede a me. Io immagino che ci siano delle persone attenzionate, perché lo si legge dai rapporti della DIA, dai rapporti della Commissione Antimafia, da quello insomma che ci è dato a sapere. Penso che il Veneto sia una regione ancora produttiva, 600.000 imprese, è sicuramente più ricca come tessuto produttivo, sociale rispetto ad altre regioni. È ovvio che qualcuno tenti di infiltrarsi nelle attività, ogni tanto si leggono articoli sui giornali, soprattutto nei passaggi di aziende, nel recupero di alcune attività in difficoltà. Penso che bisogna tenere alta la guardia, come? Ad esempio la Regione, io da sempre ho sottoscritto tutti i protocolli possibili e immaginabili con le forze, con le istituzioni dello Stato, le prefetture, le forze dell'ordine, però poi la lotta alla criminalità va fatta con risorse, perché poi lei capisce che qualcuno magari dice sono fatte migliaia di ore a intercettare Berlusconi per capire che giri ci fossero queste ragazze, quello che è, si è fermata l'Italia dietro a sta roba, ma migliaia di ore, cioè, sono costi, io spero che si facciano migliaia di ore sui delinquenti anche, no? Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultimo break, poi li lascio andare, break che riguarderà il lavoro per i giovani e le banche, la situazione delle banche nel Veneto. Tra poco, Primus Inter Pares, rimanete con noi.